cercano manodopera dove cercano, eccetera. Stalin ha cercato di risolvere nel 1927 creando al confine di Manciuria uno Stato ebraico, dove ha trasferito con la forza 700.000, 600.000 ebrei, di cui sono rimasti in vita 200.000, tutti i resti sono morti di fame, di freddo e altro. E l'altro ha cercato di risolvere il problema ebraico nel suo modo. Entrano dalla porta e escono fuori dal camino. Bene, Herzl è riuscito a dare agli ebrei un motivo per poter essere assieme tutti quanti. Non basta la preghiera per poter parlare, prossimo anno torniamo a Gerusalemme e pregare e piangere sulle le nostre disgrazie, quanto eravamo insieme, quando ognuno è sotto l'albero del fico eccetera, il popolo quando era nella sua terra. Dobbiamo fare qualcosa per tornare alla nostra terra. Andiamo avanti. Ecco. Allora è successo che gli ebrei hanno cominciato a muoversi. I miei sono arrivati nel 1882. Preso la nave sono venuti, non sapevano nulla, non sapevano la lingua, non erano contadini. Sono diventati contadini grazie all'aiuto di Rothschild. Allora, gli ebrei che sono arrivati nell'82 dalla Ucraina e dalla Romagna, non Romagna italiana, Romania, e hanno creato delle colonie agricole comprando del terreno dai effendi turchi. Colline e deserto, sabbia, malaria, palude. Dopo 2 anni metà sono morti e non c'era da mangiare. E allora hanno mandato una missione di 2 rabbini con nave per un percorso di 6 mesi finché sono arrivati a Parigi, con una lettera al rabbino capo di Parigi di presentarlo a un ebreo che abbiamo sentito che c'è un ebreo ricchissimo, Rothschild. E sono stati ricevuti da lui, dopo essere stati lavati, vestiti, eccetera. Lui ha chiesto cosa fate, contadini. Proprio contadini sì. Ma sapete mungere la vacca? Io ce l'ho una vacca ed è morta, l'altra aveva una pecora o capra, è morta, eccetera. Ha detto, a me l'idea piace, ok, io vi aiuto, firmate qua. Hanno firmato che loro sono i suoi feudali, come erano qua i mesaderi. Una volta tutto era suo, ha mandato gli ingegneri, ha mandato l'agronomi, ha mandato qua, ha mandato là, è nato il mio paese Zichron Yaakov, dove c'è anche la tomba di Rothschild e dove c'era la più grande cantina Medio Oriente di vino, ma è facile, gli arabi non fanno vino, quindi la più grande Carmel è la cantina del mio paese dove io lavoravo da 12 anni. C'era l'obbligo d'estate a tutti i figli nipoti e figli di contadini andare a lavorare nella cantina, era un orgoglio per noi di essere lì. E così è nato il movimento che ha cominciato a popolare Palestina turca. E qui vediamo come erano quando arrivava un nucleo. Qui siamo già negli anni del 1910, il tempo che i genitori di Dayan, tanto per dire, costruivano un qualcosa per andare a mangiare tutti quanti insieme e il resto dormivano nelle tende avanti. Qui siamo già seconda generazione dei kibbutz, la vita dei kibbutz. Kibbutz sono dei villaggi comunisti, oggi diciamo comunisti, dove c'è tutta quanto la proprietà è comune, eccetera. Adesso non è proprio così, loro sono oggi trasformati anche loro, però fino al 1980 era così. Si mangiava tutti quanti insieme mattina, mezzogiorno e sera, i bambini venivano coltivati da 3 mesi in una casa comune di bambini, i genitori potevano andare a prenderli per un'ora alla sera, erano tutti quanti insieme
c'era una mescolanza maschio e femmine, fino a 16 anni si faceva la doccia insieme, perché era uno degli obiettivi del socialismo di allora, era la parità dei sessi, e il sesso non ha il valore determinante ma l'ideale. I kibbutz erano la forza motrice di Palestina ebraica, pensate a Dayan, a Rabin, a tutti quanti provengono da kibbutz, e era il nervo delle forze armate successivamente. Oggi sono non più di 5% della popolazione trasformati, però l'idea era quella, e quello era derivato direttamente dalla evoluzione non marxista, non comunista, marxista, socialista marxista della Russia del 1880 e 1910. Vai. Ecco, nel 1942 l'Italia e Germania erano sulle porte della Palestina e alla Main. Gli ebrei già sapevano, noi siamo stati bombardati dalle aviazioni italiane a proposito, in Palestina. Mia madre era nell'esercito inglese, che era nella contraerea, e Israele ebraica, cioè Palestina ebraica, sotto dominio degli inglesi dal 1919, gli inglesi hanno occupato Palestina dai turchi. È diventata una colonia, però protettorato, mandato, che è qualcosa un po' di più. 500.000 ebrei, però gli ebrei già sapevano dei campi di concentramento, dei concentramenti di massacri, eccetera, mentre ancora gli inglesi e i russi gioivano per il fatto, e gli americani non volevano sapere. Sapevano, ma non volevano sapere dei campi della morte, tant'è vero che non si sono mai intervenuti a bombardare una volta una ferrovia che andava ai campi della morte. Una volta una ferrovia, per vari motivi. Andava a tutti bene la soluzione del problema ebraico. Gli ebrei erano un problema in Europa. Erano 15 milioni, 14 milioni in Europa e costituivano un problema. Quindi meno ebrei ci sono, meglio è. Si è visto dopo la ribellione di ghetto di Varsavia nel 1944, i russi erano a 60 chilometri e non si sono mossi per 2 mesi finché il ghetto è stato distrutto, e tutti gli ebrei del ghetto, salvo 200-300, sono stati annientati. E allora sono entrati dentro Varsavia a liberarla. Quindi gli ebrei della Palestina, 500.000, divisi fra 2/3 di sinistra, la Haganah, con i kibbutzim, Ben Gurion, Golda Meir, tutto quell'atto di sinistra di Israele, e un terzo era la destra con Begin, l'Irgun, Etzel, Stern, gruppo Stern, eccetera. La destra lottava contro gli inglesi, ma nel 1942 hanno deciso di depositare le armi, di aiutare gli inglesi, perché il nemico era i tedeschi e la Main. Perché se passavano i Suez, entravano in Palestina, mezzo milione di ebrei non potevano resistere contro l'armata di Rommel. Di italiani non si parlava dei tedeschi e di Rommel. E la Yishuv vuol dire il gruppo degli ebrei della Palestina ebraica, cominciava a organizzarsi militarmente per la resistenza passiva e attiva. Nel 1944 finalmente Churchill ha dato ok per creare una divisione palestinese ebraica. Quindi i 500.000 hanno dato 8.000 soldati.
per motivi, per non irritare l'inglese, si chiamava la brigata ebraica, ma era divisione. La brigata ebraica, costituita nel 1944, dopo 2 anni dal 1942, mandata con l'ottavo corpo d'armata inglese Montgomery nel deserto della Libia, e di là, con sempre degli inglesi, è scesa giù a Foggia con l'invasione inglese e cominciava a salire il dorsale adriatico, dove che ha preso parte in diverse battaglie per liberare l'Italia. La più grossa che hanno fatto, la liberazione del porto di Ravenna e dintorni di Ravenna. Lì ci sono morti 1000 qualcosa inglesi e 150 della brigata ebraica sepolti in cimitero di Piangipane vicino a Ravenna. La brigata ebraica ha liberato la Tisana, poi dopodiché è stata mandata su, ha finito la guerra a Tarvisio, sempre sotto gli inglesi. E cosa hanno fatto gli arabi in quel periodo? Andiamo avanti. Questo qui soldati, la brigata ebraica, vai avanti. Questo qui è pubblicità che è stato fatto per commemorazione, vedete che c'è anche il simbolo del PD, stranamente, oggi forse qualcuno l'ha dimenticato, non aveva offuscato. Questo hanno riprodotto un manifesto del 43-44 in Palestina ebraica, dove che incitavano gli ebrei, che non c'era bisogno poi, di arruolarsi alla brigata ebraica. Cosa hanno fatto gli arabi? Erano rappresentati da questo signore qua, il mufti di Gerusalemme, l'imam di Gerusalemme, El Husseini, grandissima famiglia feudale, che lui dal 27 era contrario a qualsiasi insediamento ebraico in Palestina, a qualsiasi immigrazione. Lui diceva, quello 80.000, 100.000 che ci sono non deve essere aggiunto neanche uno, perché la Palestina è araba, gli ebrei devono andare via. E lui è andato a arruolare 3 divisioni nere dove che c'erano dei musulmani. Qui abbiamo macedoni, abbiamo dei bosniaci, montenegrini, Erzegovina, Albania, dove c'erano dei musulmani. Lui ha fatto 3 divisioni nere che erano famose per la loro atrocità. Per fortuna Tito con i suoi hanno preso di mira per primi i loro simili, però dalla parte tedesca, e l'hanno fatto fuori quasi tutti. Quelli che erano i soldati musulmani della Wehrmacht tedesca, 2 erano nella SS e 1 era nell'esercito. 3 divisioni nere musulmane pro Hitler. Avanti. In che condizioni erano gli ebrei? Adesso vediamo anche quanti erano gli ebrei all'inizio del 1900. Allora, questo è il muro di pianto come era negli anni 1900. Il muro di destra, largo circa con un spazio di circa 4-5 metri, gli ebrei poveri pregavano per grazia dei cristiani e per grazia dei musulmani. Questo è il simbolo della povertà, come erano gli ebrei trattati all'epoca dei turchi. Vai avanti. Vai avanti ancora, c'è uno prima di questo. Ecco questo qua. Quello che vedete in rosso sono insediamenti ebraici negli anni 1920, 30, 40, cioè quando che gli inglesi hanno preso in mano Palestina. E vedete che in rosso che erano pochi.
vedete in alto a lungomare, vedete c'è in alto a sinistra, in alto a destra la Galilea, la bassa Galilea, poi vedete che ci sono quelli in basso che sono attorno alla striscia di Gaza. Attorno alla striscia di Gaza. Questo qui il deserto del Negev, che non c'era lì nessuno. Questa era la situazione. Quindi abbiamo detto che negli anni 1940-48 erano 500, nel 48 erano 680 ebrei con 1.100.000 arabi Palestina. Quindi un terzo ebrei e 2/3 erano arabi, cioè, o meglio dire arabi, perché una parte di loro era cristiana, perché le missioni negli anni 1850 in poi, le missioni ortodosse, la missione cattolica, perfino anche gli scozzesi hanno fatto una missione, hanno convertito 200-250 mila arabi, rimasti arabi però musulmani, e da musulmani cristiani, compreso anche molti dei forti di liberazione della Palestina, adesso mi scappa il nome di quello, erano dei cristiani. Ma i peggiori nemici dello Stato di Israele a Gerusalemme sono gli arabi cristiani. Il custode di Betlemme, per esempio, se ricorderate, il padre era un omone grande, eccetera, e ha creato molto fastidio dal punto di vista di immagine all'Israele, quando che si sono nascosti nella chiesa della natività, nascosti dei terroristi palestinesi. Avanti. Le varie proposte che hanno fatto nel tempo di dividere la Palestina fra gli ebrei e gli arabi, perché negli anni 40 già mezzo milione su 800 1 milione, dopodiché 650, 680 su 1.100.000, 1.200.000. Quindi in qualche modo si doveva, però erano talmente intricati fra di loro che era veramente difficile a dire la destra araba, la sinistra ebraica. Questa è una proposta dove di color viola vedete a lungomare e la Galilea, tutto il resto invece è musulmano. Gerusalemme internazionale ed è il colore più tenue in centro. Avanti. Qui abbiamo gli immigranti che arrivavano dal 45 in poi, malgrado l'embargo inglese, cioè la chiusura. Gli inglesi hanno chiuso le porte della Palestina, come che hanno chiuso nel 39-40 le porte agli ebrei che scappavano dalla Germania, nessuno voleva accoglierli, anche dopo i campi di concentramento, dopo Auschwitz, eccetera, gli inglesi già governati non più da Churchill, dal 1945 Churchill ha perso le elezioni, è andato Attlee che era della Labour, Attlee e Bevin, la sinistra inglese di Corbyn oggi è esattamente la copia della sinistra inglese del 45-49, tale e quale. E loro, malgrado ciò, le navi arrivavano e arenavano sulla costa. Non si fermavano, malgrado le cannonate, eccetera. Sul terreno fermo c'erano gli ebrei in attesa, con vestiti, quelli scendevano dalla nave, arrivavano in nuoto o in movimento alla costa e in quella mezz'ora fino a che arrivavano gli inglesi si mescolavano con i vestiti, con tutto eccetera e venivano già smistati. E così sono arrivati circa 100.000 ebrei dal 45 al 48, dove che gli inglesi, quando che li prendevano, li mandavano in campo di concentramenti in Cipro, in Kenya e in Mauritius, una isola vicino a Madagascar che oggi è isola di grandissime vacanze. Avanti. Ecco una delle famose, l'uscita d'Europa
questo qui è l'Exodus, che è partita da Marsiglia con 4.000 profughi di campi di Bergen-Belsen. Gli inglesi l'hanno intercettati, l'hanno fatto rientrare e volevano farli rientrare nuovamente ad Amburgo in Germania. La prima volta che l'opinione pubblica mondiale, americana questa volta, si è opposta, visto che l'America aveva l'Inghilterra grosso debito monetario con l'America e il ministro della finanza americano era un ebreo, l'ha detto, ci sono state trattative anche diciamo finanziarie con la minaccia. Se voi questi qui li mandate indietro in Germania, il mondo si ribella contro di voi. Hanno trovato soluzione facendoli scendere in Francia e tornare dei gruppi piccoli, eccetera. Se voi vedete, fate comparazione con cose che succedono anche adesso, vedete che non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Avanti. Ecco gli ebrei che sono qui, siamo già nel 46-7, quindi sono un anno e mezzo che sono fuori dai campi di concentramento, quindi vedete della gente che ha ripreso carne. Poi, ingrandimento, ce l'hai? Bene, e arriviamo. Ecco, quello lì è fermo perché sono degli ammaniti del 48. E il conflitto era in aria. La brigata è stata sciolta nel 46 e sono tornati come formazione militare in Palestina, dove che hanno creato praticamente l'esercito ebraico insieme con il Palmach di sinistra, insieme con l'Haganah, insieme con tutti quanti ci sono coalizzati nel 48 nell'esercito di Israele grazie a Ben Gurion. Il conflitto non potevano essere, gli inglesi non potevano più tenere la Palestina, avevano in Palestina 300.000 soldati. Oggi l'Inghilterra ne ha tutto l'esercito inglese 80.000. Durante la guerra, nell'epoca di Normandia, avevano 2,5 milioni di soldati, però era un collasso finanziario agli inglesi, quindi hanno cercato di ridurre lentamente l'esercito. 300.000 soldati inglesi in Palestina e non sono riusciti a domare la ribellione ebraica. Le bombe di King David erano la finale. L'albergo King David, che era la sede del governo del mandato britannico, saltato in aria con 79 morti. Ma prima di questo, ogni terrorista ebreo che veniva preso in attacco agli inglesi, eccetera, veniva impiccato. Per ogni ebreo impiccato a Tel Aviv impiccavano 2 inglesi, e non soldati semplici, da sergenti in su. Quindi si trovava la mattina in Tel Aviv impiccato uno nel carcere di San Giovanni d'Acre, un ebreo dell'Etzel, e 2 maggiori inglesi impiccati a Tel Aviv. Per gli inglesi che sono sentiti dominatori ancora, l'impero, eccetera, quello che hanno vinto la seconda guerra mondiale da soli, ed è vero, all'inizio, si sono sentiti umiliati da questo e l'opinione pubblica era contro di loro perché era la sinistra, Bevin, Attlee, l'America era contro, tutti erano contro, Truman era contro, in America ha preso il posto di Roosevelt che è morto nel 1945 e Stalin non vedeva l'ora di poter pugnalare l'Occidente alle spalle, quindi ne spingeva. L'inglese ha deciso, basta, fed up, a questo punto noi diamo il mandato all'ONU. E allora torniamo a quello che era successo all'ONU nel 1947. Nel 1947, il 29 novembre 1947, l'ONU non era a New York come era adesso, era a Lake Success, che era un lago vicino perché era appena 2 anni che è nato in San Francisco nel 1945, è andato nella costa est, eccetera.
votazione su 65 stati, oggi sono 212, c'erano 39 a favore di Israele, e 20 qualcosa erano contrari e 17 erano astenuti, compreso la Francia e l'Inghilterra. Ma la prima volta che hanno votato pro i russi e gli americani. Americani per la coscienza, i russi per calcolo, perché pensavano che la sinistra più forte in Israele sarà filorussa, quindi sarà un cuneo nell'impero inglese, che gli inglesi erano ancora dominatori della scena, da Malta fino all'Iraq, fino all'India, tutto inglese era. E Palestina era la prima colonia liberata dopo la guerra, prima dell'India, 6 mesi prima dell'India. E là ha cominciato il crollo dell'impero britannico, dopo Palestina. Avanti. E vediamo qui la bandiera. Questo qui sono gli immigranti all'inizio, ma vedo che la mia segretaria non era attenta. Allora gli immigranti in Israele arrivavano e dormivano in tende. Mica in albergo con 37 euro, in tende dormivano. Avanti. Questi sono i campi di concentramento degli inglesi per i profughi ebrei che sono arrivati con le navi, eccetera. Questi sono i campi di detenzione, i veri campi di detenzione di immigranti illegali che consideravano gli ebrei. Avanti. Ecco qua il momento classico, la merda bandiera degli inglesi il 15 maggio 48. Allora nel 47 è nato lo Stato di Israele alla carta, però gli inglesi hanno chiesto 6 mesi per poter evacuare Palestina. Avevano grandissimi campi militari, molto materiale, perché Palestina era la riserva per il canale di Suez. Nei casi in cui i tedeschi e gli italiani riuscivano a sfondare e alla Main arrivare al canale di Suez, gli inglesi ripiegavano su Palestina. E qui è il momento classico, questo è il momento in cui l'impero britannico ha cominciato a sgretolare. E lui è partito con quella nave da guerra che c'è qui nel fondo, che doveva essere il Lord Mountbatten, che doveva essere lui comandante della flotta inglese mediterraneo, quello che ha dato tanti dolori alla flotta italiana, ma lui ha rinunciato a questo, ha detto io sono il viceré dell'India, vado adesso in India e buonanotte. E questo è il momento in cui hanno lasciato, e in quel momento è cominciata la grande guerra, perché prima dal 47 al 48 c'era la piccola guerra, che sarebbe gli ebrei della Palestina contro gli arabi palestinesi. Sempre allora i rapporti erano di 2-1. Avanti. Questo è quello che l'ONU nel 47 ha deciso che sarà lo Stato di Israele e lo Stato arabo, perché dovevano nascere 2 stati, un Stato arabo, il nome che volevano loro, e uno Stato ebraico, che era diviso in 3 pezzi con una strada che univa la Galilea con la parte centrale e la parte costiera. Ecco, quindi abbiamo la parte nera e la parte araba. La parte gialla composta per 3/4 dal deserto del Negev, per poter fare un po' di compensazione territoriale chilometri quadrati, hanno dato agli ebrei il Negev. Non sapevano che il Negev sarà dopodiché la fortuna di Israele, mentre gli arabi avevano tutta la parte centrale, Gerusalemme in centro internazionale. Ricordate, il Vaticano non ha riconosciuto Israele fino a 12 anni fa, perché dicevano voi avete portato il Parlamento a Gerusalemme, quindi voi non esistete per noi. Il Vaticano ha conosciuto l'Israele 12 anni fa.
Trump ha portato adesso l'ambasciata. L'Israele dal 1948 ha lottato per poter mantenere viva Gerusalemme ebraica, assediata dagli arabi. Poi vedete la striscia di Gaza con un altro pezzetto del deserto che aveva un confine sud con l'Egitto, e questo che è molto importante, perché l'Egitto è stato il paese in realtà che ha chiuso Gaza in un ghetto. Gli abitanti di Gaza, gran parte profughi della città di Jaffa, vicino a Tel Aviv, e della striscia che va da Tel Aviv, la parte gialla,